Va bene, iniziamo. Ho messo questo prima slide provocatoria perché tutti quanti quando chiedono l'origine di una lingua pensano, chissà perché, tutti quanti, insomma ci hanno abituato così, che la lingua nasca da se stessa, partenogenesi. E non è così. Le lingue non nascono singolarmente da sole come i funghi. Ogni fungo ha la sua personalità. Nel Mediterraneo, lo dico già perché per capirci e poi lo approfondirò sempre di più, un tempo esisteva una lingua unica, per intenderci. Questa lingua unica era stata già, come dire, resa nota dalla Bibbia, dalla Tanakh, dove appunto si parla del mito di Israele, della torre di Babele, però si parlò di una lingua unica. Questa lingua unica è esistita e la ragione ci porta a dimostrarlo. Bisogna vedere le origini non in termini di millenni, cioè stando alla storia di Israele, correggetemi voi, cioè la storia di Israele, cioè la storia del mondo, iniziò grosso modo poco più di 5.000 anni fa, no? Che ricorda, no, poco più del 5.000 avanti Cristo. È così, no? Ecco, mentre quello è sbagliatissimo ovviamente, perché a quei tempi non si aveva nessun modo per capire, per misurare, eccetera. La storia di Israele, come la storia di tutti gli altri popoli che si sono presentati contemporaneamente nel Mediterraneo, è molto, ma molto, molto più antica. Intanto c'è la parola Israele, che non è una parola partenogenica, ma ci arriviamo parlando prima dell'origine della lingua mediterranea. La lingua mediterranea provenne dall'Homo sapiens, insomma. Per me è semplicissimo dirlo, ma ho sempre quasi paura di dirlo perché qualcuno non ci sta. È l'Homo sapiens ad aver creato nel Mediterraneo la lingua unica. Il Mediterraneo va visto come un lago, come un grande lago. Gli egizi lo vedevano come un oceano, come un grande mare. Ne parlarono in termini assoluti. Quello per loro, parlo delle origini di 5.000 anni fa, delle origini della scrittura per intenderci, non delle origini del linguaggio. 5.000 anni fa già, insomma, parlavano di questo grande oceano. Anche Ichnusa è una parola egizia che significa quella che sta al centro del grande oceano, per dirne una, no? In Sardegna siamo zeppi di parole egizie, come siamo zeppi di parole egizie, in tutto il Mediterraneo siamo zeppi di parole egizie perché tutto derivò dal delta. Al delta arrivavano le varie tribù, i vari clan, i vari gruppi di Homo sapiens. Lungo il Nilo, arrivavano lungo il Nilo dalle alture etiopiche per ovvie ragioni, perché lì c'era l'acqua e mentre si spostavano sempre più a nord dovevano pur bere e vivere. E pian piano, millennio dopo millennio, le varie tribù, i vari clan dell'Homo sapiens si ammassavano sul delta, che era una zona, come tutti sanno, fecondissima. Israele viene tradotto dagli ebraisti come egli lotta con Dio, ed è un epiteto di Giacobbe che lottò contro un essere divino, eccetera. L'interpretazione viene capovolta nel coso, in questo dizionario, il dizionario bilingue ebraico-aramaico, dove viene intesa come God fights, Dio lotta, cioè anche fra gli interpreti ci sono divaricazioni, come vedete. Io vi do la mia interpretazione. Deriva dall'egizio. Questa strana
si deve leggere I, viene trascritta così in alfabeto moderno, la I egizia. Is, congiunzione clitica. Israel, cioè il dio Ra è Is, lo stesso El. Badate bene, questo è un tipico modo di procedere ebraico. Gli ebrei, per dare il nome personale o il nome di popolo o di tribù, okay, utilizzavano spesso le divinità di allora. E siccome esisteva il monoteismo già a quei tempi, è sempre esistito, c'era solo una differenza di linguaggio tra monoteismi. Bisognava far capire che il dio Ra era quello che per loro era il dio El, il dio semitico, il dio sole. Per cui questo As, badate bene, questo Is, ce lo ritroviamo in tutto il Mediterraneo, ce lo ritroviamo persino nell'inglese, is, egli è, in latino, es, est, eccetera, con apofonie varie. Cioè l'apofonia è una legge mediterranea che ogni popolo l'ha utilizzata a modo suo, per cui troviamo presso certi popoli la A, nelle stesse parole, incerti la E, incerti la I, incerti la O, incerti la U, però è sempre la stessa parola. Israel significa perciò il dio Ra, non è altro che il nostro dio El. Nel dire questo, cosa voglio dire? Intanto una cosa, che il verbo essere esisteva presso gli egizi, mentre poi dopo nella prossima slide vi farò vedere come non fu più necessario nell'uso ebraico la lettera is, il termine is. Vediamo di andare avanti. Infatti, vedete, per esempio, Gioele significa Yah, cioè Yahoo, e Eli, Johan, Geova di Canaan, letteralmente, senza bisogno più della lettera S. Vedete da dove deriva la parola Canaan, fare il nido. Torniamo a Israele. Perché nacque quella parola? E quando nacque? Nacque, secondo me, quando gli ebrei stavano ancora in Egitto. Pertanto qua bisogna abituarsi all'idea che le datazioni ebraiche vanno riportate indietro nel tempo, anche di millenni. Non è giusto l'interpretazione che finora io ho adocchiato o orecchiato, quella che Giosuè portò il popolo di Israele nella terra dove c'era il latte e il miele, li portò intorno al 1200 a.C. In quei tempi il faraone Merempta aveva già scritto la famosa stele dove si legge: Israele, io ho fatto sparire il popolo di Israele. Evidentemente nel 1200 a.C. il popolo di Israele a Canaan si era già insediato, e questo la dice lungo sulla datazione ebraica. Il popolo di Israele, voglio dire questo, che esiste da molte centinaia, se non migliaia di anni prima che qualcuno lo abbia pensato o ideato. Guardate il Mediterraneo, vedete il delta, e l'Homo sapiens appunto arrivò qui nel Mediterraneo, e non so se posso imbrattare. No, la mia non imbrattare per dire. Vediamolo qua, eccolo qui. Non so se posso puntare il puntatore. Vabbè. Sì, si vede. Si vede? Non lo vedo io. L'Homo sapiens arrivò sul delta, e poi arrivando sul delta, non riesco a vedere dove punta. Forse bisogna puntare. Vabbè, non importa.
Se ne andò dal delta lungo le coste, passando per lo stretto di Gibilterra, con delle zattere formate da papiro, eccetera. Non gli fu difficile perché già l'Homo sapiens 40.000 anni fa navigava nel Nilo, sapeva navigare e riuscì costa a costa a raggiungere tutta l'Europa, dalla parte turca, sui Dardanelli, passò, e poi alla fine arrivò in Sardegna. Parleremo anche della Sardegna. La Sardegna, ovviamente, essendo un'isola molto isolata, Sardegna e Corsica, fu colonizzata dal Sapiens per ultima. In ogni modo sappiamo che in Sardegna c'era già il Neanderthal nel Paleolitico superiore. Questo è il mare, il lago della colonizzazione. È facilissimo capire che in questo immenso lago non poteva che persistere per millenni una lingua unica. Era la cosa più semplice, mentre per quanto riguarda gli altri popoli, gli altri territori del mondo, il problema si pone in modo differente. E qua, anche se la cartina è un po'... osservate bene che i paralleli vanno così, si vedono, vanno così. Insomma, dal delta, dal Nilo arrivarono sul delta e le ondate di Sapiens andarono fino alla Kamchatka e qua da Gibilterra aggirarono, oppure dalla Turchia, aggirarono e passarono nelle zone temperate. L'Homo sapiens si insediò prima di tutto nelle zone temperate e poi avanzò man mano che le glaciazioni lo consentivano, risaliva lungo i grandi fiumi verso nord. Questo l'ho fatto già vedere. Ah no. In Sardegna noi abbiamo rimasugli per dire, a scavare bene troviamo migliaia e migliaia e migliaia di parole egizie. E comunque abbiamo centinaia di cognomi egizi in Sardegna, egizi puri. Achena, il cognome Achena, d'Achena eccetera, deriva da Akhenaton. Per intenderci, si tendeva a smorzare i nomi e renderli più brevi. Pintauro è un cognome sardo, per esempio Pintauro è colui che affitta le auto all'aeroporto di Elmas, uno di quelli che affitta le auto. Pintauro, Pintauro, siamo lì, fu quello che scrisse la storia di Sinuhe l'egiziano, per intenderci, perciò nome perfettamente egizio. Cara, cognome, questi sono tutti cognomi, no? Tenete conto che i cognomi in origine non erano altro che nomi personali. Cara, che significa in sardo, significa faccia, ma faccia non significa nulla, bisogna approfondire. Tenete conto che il linguaggio originario era monosillabo, infatti il monosillabismo ce l'abbiamo soltanto presso gli egizi e presso i sumeri, di cui parleremo fra poco. Il cognome Kara è egizio e significa letteralmente lo spirito di Ra, del dio sole, Ka, il Ka. Qualcuno ne ha sentito parlare del Ka come spirito, che tutti abbiamo il nostro Ka, no? Lo spirito dell'uomo, anche dei cani, per intenderci, però anche il dio Sole aveva il suo spirito. Perciò era un cognome, un nome bellissimo, Kara. Perra è un cognome stupefacente. In egizio Per significa santuario, casa, santuario principalmente. Santuario di Ra. Era un nome di donna di straordinaria bellezza. Poi ci ho messo il mio, questo invece lo ritroviamo e poi l'ho analizzato nel mio dizionario dei cognomi. Comunque Tola, sapete che fu il secondo giudice degli ebrei. Come dire che i cognomi sardi provengono quasi tutti dall'Oriente. Sono a migliaia che provengono dall'Oriente. Dobbiamo abituarci a questa idea che il linguaggio mediterraneo proviene tutto quanto dall'Oriente, e qua ci troviamo di fronte a una rivoluzione creata da me,
perché finora tutti i linguisti nelle università sostengono che il linguaggio proviene da nord, come si chiamano? Insomma, dall'uomo bianco, dall'uomo biondo, che proveniva addirittura dai ghiacci, no? E gli ariani, l'uomo ariano, la mitologia dell'ariano, quella che dal 1850 in poi ha creato tutte le tragedie del mondo, come sappiamo, compresa la Shoah. Mentre invece no, l'uomo proveniva da sud, dalle zone temperate. Sempre al riguardo dell'uomo che proviene dal nord, ecco, era un po' una mania, no, di moltissimi, però tutte queste manie, badate bene, chi ha studiato un po' di storia dall'Ottocento in poi, sa che provengono tutte quante da mano tedesca. Cioè i tedeschi avevano bisogno a metà dell'Ottocento di creare la propria nazione. A metà dell'Ottocento si iniziò a creare tutte le nazioni, compresa la nazione italiana. E allora per crearla bisognava sostanziarla di miti. I tedeschi sono stati bravissimi nell'aver mitizzato tutto ciò che potevano a loro vantaggio, mitizzando anche l'uomo migliore del mondo e così via. Però questa questione del mitizzare l'uomo migliore del mondo deriva da lontano. Già gli antichi greci parlavano degli iperborei come coloro che stavano al di là della borea, cioè al di là del vento che proviene dal polo nord, per intenderci. Perciò stavano al polo nord. No, e loro addirittura c'è la leggenda delfica, no? Che dice che Apollo, il dio Sole, che era venerato al centro dell'Egeo, nell'isola di Delo, anche a Delfi, erano i due grandi santuari del dio Sole, chiamato Apollon presso i greci. Apollo passava dagli iperborei i mesi invernali. I mesi invernali, badate bene. Questa storia sembra una fesseria, però mettetela bene in testa perché è di estrema importanza. Come mai Apollo andava presso gli iperborei proprio d'inverno, lì in mezzo ai ghiacci, dove c'era un buio pesto, 6 mesi di buio? E poi l'altra storiella, sempre, questa l'ha narrata Erodoto, che gli iperborei portavano grano al santuario di Delo in dono. Porca miseria, proprio i greci avevano bisogno del grano degli iperborei, dove nasceva il grano in mezzo ai ghiacci del Polo Nord. Cioè è una storiella che non regge nel modo più assoluto. Guardate voi l'etimologia degli iperborei, dall'egizio per buur, appunto sbocco di un fiume, letteralmente, Bur, sito della grandezza, della ricchezza, della prosperità, indicava il delta. Gli iperborei stavano sul delta, infatti io in un'altra mia etimologia ho spiegato che il vero paradiso terrestre era quello del delta, lo sbocco del Nilo, il sito della metallurgia, prima della ricchezza. Il prima della metallurgia la ricchezza si esprimeva in grano, badate bene. Pertanto questa idea degli iperborei che portavano il grano evidentemente è un'idea che proviene dal primo neolitico, quando ancora non era invalsa la metallurgia. Anche questo è un concetto importantissimo per farvi capire come si creano i miti, compreso il mito dell'uomo forte dell'ariano, tutto a vantaggio di chi? Di chi non vuole conoscere la verità. Anche la parola nonno che usiamo tutti è una parola, questa è sumerica, però ce l'abbiamo anche in egizio, leggete voi stessi il significato. Nu era il dio sole, era uno dei tanti epiteti del dio sole. Ce l'abbiamo in egizio, in sumerico e ce l'abbiamo in greco, nous, il nous.
l'intelletto, la mente, lo spirito, la mente creatrice dell'universo, nous. Chi ha studiato un po' di filosofia sa a cosa mi riferisco, no? Pertanto il concetto di nous, presso i greci era di estrema importanza. Bene, nonno, guardate un po', sembra una parola innocua, senza nessuna... Eppure anche questa è collegata col nous, pertanto è collegata anch'essa con la lingua egizia. Questi sono i dipinti di coso, della grotta, come si chiama? Aiuto, no, non è Lascaux sono questi. Gli altri sono quelli in Spagna, Altamira. Lo disse già Picasso, quando vide i dipinti di Altamira, disse... Dopo Altamira è tutto regresso, tutto decadenza. Disse esattamente questo. Tutto questo lo possiamo dire ancora noi oggi, perché l'Homo sapiens aveva un'intelligenza, non dico superiore alla nostra, però quantomeno come la nostra. Siamo noi oggi, nel XX secolo, che crediamo di essere chissà chi. E molti non hanno ancora voluto capire che persino l'alfabeto deriva dagli egizi e non, come dicono, poi ne parliamo, da altri popoli semitici. I popoli semitici ebbero il destro di forgiare il loro alfabeto basandosi sull'alfabeto egizio. Ma gli ugaritici, per esempio, mi sto sempre avvicinando, mi avvicino sempre più a Israele. Gli ugaritici nel 1400, insomma nel 1300 furono conquistati dagli Sardana, dai popoli del mare. Ma loro, quando furono conquistati, scrivevano col cuneiforme, sia pure alfabetico. Pertanto dobbiamo ricordarci che l'alfabeto era già in vigore nel primo millennio avanti Cristo, anzi nel secondo millennio avanti Cristo. Ha una vita molto lunga, però scrivevano col cuneiforme perché gli ugaritici erano molto vicini alla Mesopotamia, l'impero di Akkad, eccetera, aveva, come dire, era diventato famosissimo, per cui scrivevano il loro alfabeto così. Questo è il mio nome, Salvatore De Dola, l'ho scritto io col cuneiforme. Questo qui invece è l'alfabeto cosiddetto ebraico, che in realtà quell'ebraico non è altro che un alfabeto migliorato. Sappiamo che lo migliorarono basandolo sull'aramaico, sull'alfabeto aramaico. Gli aramei l'avevano già inventato, si presume intorno al VII secolo a.C., VIII secolo, e poi si presentò un buon aramaico con gli imperatori persiani. E da lì, come sappiamo, dopo che gli ebrei furono liberati da Ciro, loro presero questo alfabeto, lo migliorarono al massimo. Avviciniamoci sempre più a noi, parlando della antichità dei cosi, dei popoli che risiedevano nel Mediterraneo, compresi gli ebrei. Semiti. Imparate, Semiti deriva dall'egizio smit, deserto. Erano gli uomini dei popoli del deserto, i Semiti, distinti dagli altri che poi vedremo. Cam, qua si vede un po', vabbè, lasciamo, non so se si legge bene. Cam, figlio di Noè, popolo l'Africa si dice, deriva dall'egizio Cam, black. Wallace Budge è quello che ha scritto il dizionario egizio, insomma. Però esiste anche un'altra parola, Cam, che significa comportarsi o agire in una maniera ben precisa, come dire che
Camiti potevano interpretarsi anche come compatrioti, però è sempre una parola egizia. I Camiti comunque erano negri. Cosa significa questo? Significa semplice, scusate io dico negri perché è la parola giusta. Adesso, come sapete, il politicamente corretto non si dice più, io sono linguista e dico le parole per come bisogna dirle. Evidentemente se questa parola nacque nel delta, evidentemente sul delta almeno 40.000 anni fa l'Homo sapiens aveva la pelle ancora molto scura perché proveniva da poco dall'acrocoro etiopico. Camiti, ecco, Camiti, all'inizio il delta prese vari nomi, ma uno di quelli fondamentali è Kamut. Il delta veniva chiamato in origine Kamut, da cui deriva, e significa Egitto insomma, da cui deriva anche la celebre parola, la celebre definizione del grano Kamut, che è un grano che ora si dice prodotto presso i persiani e che lo vendono con questo marchio, insomma, lo vendono pari a 10 volte il prezzo di un normale grano. È un grano che proveniva anch'esso dall'Egitto perché moltissimi di questi prodotti provenivano dall'Egitto. Ci stiamo avvicinando sempre più alla nostra Bibbia. Sennaar, tutti sanno che cos'è. E partendo dall'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nella terra di Sennaar e lì si stabilirono. Dissero gli uni agli altri: fabbrichiamo dei mattoni e facciamoli cuocere. Bene, adoperarono i mattoni come pietre e l'asfalto come calce. Sennaar o Shinar, dipende dalle pronunce, dalle scritture, o Sennaar, deriva dal sumerico se, vivere, abitare, nari, canal, accadico naru, river, canale, e Sennaar anche, insomma Sennaar significa terra dei fiumi, pertanto Mesopotamia. Dobbiamo interpretarla come Mesopotamia, giusto quanto dice la Genesi. Sennaar. Noi questa parola ce la ritroviamo identica anche in Sardegna. In Sardegna io ho scritto varie cose, ma non ho completato i miei studi, ce ne vuole. Il paese di Sennori, loro lo chiamano Sennari, però non si trova tra due fiumi, né tra due ruscelli, anzi si trova un po' tra le alture. Se i sennaresi chiamarono Sennari il loro paese, questa è la mia interpretazione. Evidentemente, quando nel 19 d.C. Claudio trasferì coattamente in Sardegna 4.000 ebrei misti ad egiziani, evidentemente non li trasferì tutti in un solo posto. Sappiamo dalle tre fonti, Giuseppe l'Ebreo, Tacito e adesso non mi viene, sappiamo che li mandò in Sardegna allo scopo di combattere i barbaricini, ma Tacito lo spiega, è che in realtà Claudio sperava che crepassero per la malaria. Non creparono per la malaria perché furono mandati gran parte a Sinai. Allora da Sinai si controllava tutto il corno sud-orientale della Sardegna. Era il territorio più vasto in capo a un comune. Cioè la dice lunga questa, chi vuole interpretarlo è facile interpretarlo. Vuol dire che quel gruppo di ebrei stanziati a Sinai avevano proprio il compito di controllare tutti i barbaricini che si trovavano in quel corno, in quella zona che è tutta montuosa. Io abito a Sinai, ho girato a piedi un sacco di territori, molti sanno che io sono ex presidente del Club Alpino Italiano, ho girato a piedi tutte le montagne della Sardegna, conosco bene quel territorio. Dicevo, loro evidentemente
ebbero, siccome erano liberi quando furono trasferiti dall'imperatore, erano uomini liberi, non erano prigionieri, furono trasferiti come uomini, infatti erano soldati di Roma che dovevano controllare il territorio. Loro ebbero evidentemente almeno, come dire, gli fu accordato di dare il nome al territorio dove loro abitavano. Perciò Sinai, che noi ce l'abbiamo in ebraico nel monte Sinai, perché si dice così, no? Sinai, ma si può pronunziare anche Sinai. Il monte Sinai sappiamo che cos'è. Però i sinaesi, fra di loro, il paese lo chiamano Signa, che loro stupidamente sono più di 30 anni che glielo dico, guardate che sbagliate. Signa, segno, è perché qui segnavano le pecore, come che altrove non segnassero le pecore, ma roba da matti. Signa è una doppia parola, doppia, sin uguale Yah, Yaku, dopo ne parliamo. Yah, sappiamo il tetragramma, famoso tetragramma ebraico di cui tutti hanno paura. Sin era la dea luna dei Semiti ed è anche la dea luna della Sardegna, infatti ha lasciato il suo nome per esempio nella penisola del Sinai, nel paese di Sini, nel paese di Seni, e lo ha lasciato la dea Luna il nome anche nell'isola dove c'erano i galeotti, come si chiama, in alto, l'isola di Porto Torres, Asinara. Asinara come dire, è stato tutto corrotto il nome, l'isola degli asini, non è assolutamente così. Anticamente i romani la chiamavano Sinuaria. Sinu in accadico significa dea luna. Aru significa territorio, insomma, territorio della dea luna. Semplicissimo. Perciò la dea luna ce l'abbiamo dappertutto e anche a Sinai ce l'abbiamo Sin Yah. Cioè, quello è il vero nome del paese di Sinai. Andiamo avanti. Io vi devo dire tutte queste cose per farvi capire che, tutto sommato, questa lingua unica anticamente c'era e bisogna partire da questa interpretazione per poter andare oltre e trovare un po' le radici degli ebrei. Sumeru, i Sumeri sappiamo chi erano, vivevano tra i due fiumi, specialmente nella parte sud. Vedete da dove deriva? Significa in accadico popolo che vive nelle città. Aveva ragione la Bibbia, costruiamo le città eccetera eccetera. Aveva ragione la Bibbia e avevano ragione gli antichi dicendo che i Sumeri furono i primi costruttori di città. Andiamo oltre. E iniziamo a entrare sempre di più in argomento. Scritto Chava in ebraico, è la prima donna, secondo la Genesi. Adam dette a sua moglie il nome di Chava perché essa fu madre di tutti i viventi. Per Mario Disegni, invece, nella Bibbia ebraica, Chava deriva dalla radice significante vivere, questo lo dice lui. In realtà Chava deriva dall'egizio, anche qui sempre dalla lingua egizia, Hau, generatore, titolo del dio sole, ma non solo, più A, Great One, Chief, cioè era la capo delle generatrici, la prima generatrice, Eva. Ancora una volta gli ebrei avevano scritto bene, ma oggi, ecco qua, l'interpretazione è sbagliata. Questo lo voglio dire e lo dirò anche per altre parole, che abbiamo un sacco di parole ebraiche che sono state sbagliate dai rabbini, perché i rabbini, è troppo lunga la storia della presenza ebraica in tutta l'Europa, ogni rabbino interpretava a modo suo, eccetera, eccetera, anche se c'erano collegamenti. Però bisogna interpretare queste parole in termini moderni, sui dizionari moderni, perché li hanno i dizionari,
quelli che abbiamo attualmente da pochi decenni, li abbiamo grazie a grandi studiosi, a migliaia di studiosi che li hanno creati. Abbiamo il dizionario quello egizio del Wallis Budge, poi abbiamo il dizionario sumerico della Università della Pennsylvania in vari volumi, quello ebraico e quello accadico addirittura in 25 volumi, il CAD, Chicago Assyrian CAD Dictionary, per dire. E io prendo da questi dizionari, che ce li ho a casa, no? Prendo da questi dizionari che sono i più moderni, i più recenti e perciò i più attendibili, prendo da questi dizionari le etimologie esatte delle parole e giungo a dare le interpretazioni che vi sto proponendo. Vedete un po', Adam, io andrei per la seconda interpretazione dall'egizio Ada, quel T col puntino sotto si legge all'inglese, the, Ada, creare, dare, produrre, più conoscenza, colui che dà o colui che agisce per conoscere. Oppure vedete un po' la prima interpretazione, colui che genera la sposa, e perciò la questione della costola. Io andrei oltre perché non saprei che cos'altro dire su Adam. E veniamo all'Eden. L'Eden è stato interpretato praticamente da tutti come steppa. Sì, perché in realtà in sumerico esiste anche la parola Eden che significa steppa, però già in ugaritico ce l'abbiamo, gli ugaritici erano accanto al territorio di Israele, perciò possiamo fidarci, no? Adam, fertilizzare, rendere lussureggiante, e sappiamo appunto come l'Eden era strutturato, era un giardino, guardate bene, giardino. Tenete conto che i giardini sono un prodotto della civiltà neolitica. Prima non esistevano, prima c'era solo la pastorizia. Troppo lungo parlare di questi problemi. E pertanto quando si crearono i giardini, non importa quanto grandi, c'era bisogno già da allora, 3, 4, 10.000 anni fa, di recintarli, perché altrimenti le pecore, gli animali bradi sarebbero andati a mangiarsi tutto quanto. Eden significa pertanto luogo fertilizzato, lussureggiante. Ecco, la parola Eden ce l'abbiamo anche in ebraico, Sered. Questa parola Sered nella Genesi 46, eccetera. E lo ritroviamo questo nome presso la moglie del principe Lidio Tirreno, che si chiamava Sered, pronunziata Sardo da Erodoto. Però noi sappiamo che i greci erano come dire, adattavano tutte le parole mediterranee a modo loro, sbagliandole quasi tutte le hanno sbagliate. Erodoto scrisse Sardo, però in realtà gli ebrei scrivevano Sered, ed era la parola più giusta, che significa tutta giardino, cioè paradiso. Questa parola, guarda caso, riguarda la Sardegna, fu chiamata anche Sardò, ricevette vari nomi la Sardegna, Sardò, Ichnusa, Sandaliotis, tutti i nomi che le vennero dati principalmente ai tempi quando i sardi erano fortissimi, quando erano chiamati Sciardana. Io ho tenuto una conferenza a Gadoni sugli Sciardana, e perché erano potenti. C'era una ragione ben precisa, ma oggi non posso andare oltre. Poi, come tutti i popoli, alti e bassi, anche il popolo di Israele ha avuto alti e bassi, e alla fine furono sconfitti e la Sardegna divenne un'isola da niente, ma gli antichi la consideravano una sorta di paradiso terrestre, non solo per la sua produttività, ma anche perché era piena zeppa di miniere, e le miniere, quando iniziò la metallurgia, servivano, altro che se servivano. Ora
la Sardegna è tutta spopolata di miniere, per le ragioni che sappiamo e non possiamo indugiare. Però un tempo la Sardegna veniva chiamata paradiso, tutta giardino. E le altre parole, l'ho detto, Echinusá significa quella che sta in mezzo all'oceano, mentre Sandaliotis è un'altra parola sardana, non significa quella del sandalo, perché se si dovesse chiamarla quella del sandalo è molto più simile al sandalo la Corsica. Invece no, a quei tempi non si potevano misurare le coste e perciò dare forma a un'isola grande come la Sardegna. Non si poteva, si iniziò a malapena a misurare le coste con Tolomeo nel 150 d.C., ma prima non si riusciva perché si navigava con i portolani. Se voi guardate le carte anche del 500, di 500 anni fa, sono segnate tutti i vari porti, piccoli o grandi, di un'isola o di un grande territorio come l'Italia. Sono tutti, la costa è punteggiata di tantissimi nomi, quello era il portolano. Chi navigava trovava, ecco, il successivo nome è tale punto, Ostia, che so io, e allora navigavano costa a costa arrivando ad Ostia e poi via continuando verso Pisa, eccetera, eccetera. Quelli erano i portolani, ma la Sardegna non si riuscì mai a misurarla. Sandaliotis deriva, perché qui non l'ho messo, ve lo dico, dall'accadico Sant'Aliuttu, la guardiana dell'Occidente. Non vi sembri una bestemmia. A quei tempi la Sardegna evidentemente, quando costruì i nuraghi, per dire, no, io ho tenuto anche da poco, si trova anche in YouTube, la mia lezione sui nuraghi, quando costruirono i nuraghi evidentemente in questa zona erano i più potenti, non si poteva passare da queste parti se non pagando pedaggio. Ecco, la guardiana dell'Occidente, ma andiamo oltre. Qui veniamo all'Africa e chi ha studiato filosofia sa che il greco Xenofane diceva che la terra mater, la generatrice dell'universo, affonda le sue radici nella terra fluida, cioè nella polvere plasmatrice del tutto, che lui chiamò apeiron. Allora, gli interpreti, filosofi o storici o linguisti, hanno interpretato l'apeiron come infinito. Non è così. Era una sorta di infinito perché questo apero, Africa, la parola Africa è di estrema antichità, l'aveva creata l'Homo sapiens. Guardate un po', dal sumerico Epru, però ce l'abbiamo in accadico, polvere, in ugaritico, in ebraico, Afar, in aramaico, Afra, in campidanese Epru, sumerico Epru, ce l'abbiamo nel campidanese Pruini, che significa letteralmente polvere della Dea Mater Universalis, Pruini, cioè evidentemente il concetto della terra, della polvere da cui nacque non solo l'universo, ma nacque anche Adamo. Questo concetto è di estrema antichità. Questo ve lo voglio dire perché le idee basilari della Bibbia, quelle su cui la Bibbia è nata, sono idee di estrema antichità, tutte quante, e pertanto non dobbiamo pensare che la Bibbia fu costruita, come molti dicono, solamente dopo la liberazione creata da Ciro dal 500 d.A.C. in poi. Vabbè, andiamo oltre perché... Ecco, il monte Ararat, velocissimo, no? Significa proprio regione alta, letteralmente, perciò non era un monte, era l'intera regione del Caucaso che si chiamava Ararat, sempre origini egizie anche questo, che ritroviamo poi in molte lingue europee, anche nel gotico, Alan, il latino alere, c'è la L al posto della R, in tutte le lingue germaniche, come vedete, antico islandese, antico inglese, antico irlandese, antico alto tedesco, alt.
vecchio. Si usa la L, non la R, perché la R egizia, gli egizi pronunziavano solo la R, al contrario dei cinesi che pronunziano solo la L. Solo la R, e poi invece questa R si diversificò nel Mediterraneo divenendo in tanti posti L. Presso i popoli germanici prevalse la L. Ararat. Ecco, e veniamo già alla Bibbia. Abraham. Secondo il Genesi, in origine Abraham, poi cambiato da Dio in Abraham. Vedete da dove deriva? Dal sumerico Abba più Ra, Dio, più accadico Hamu, aver fiducia. Pertanto è vero che Abramo significa padre che crede in Dio, che ha fede in Dio, pertanto è anche vera la storia narrata dagli ebrei che Abramo si mosse su istigazione di Dio per tentare di vivere, colonizzare nelle terre che sappiamo. L'Egitto qua ve l'ho voluto dire perché ci torniamo sempre, questa è parola greca, e deriva dall'accadico Ikittum, terra dei canali letteralmente, e ritorniamo sempre lì. La terra dei canali, c'è il delta che ha 5 canali che formano il suo territorio, Egitto. Giuseppe arrivò in Egitto, ma quando ci arrivò, badate bene che questo nome Giuseppe, per quanto ne so io, non l'ha mai tradotto nessuno. In ogni modo, io lo sto traducendo. Yahu, cioè Yahweh, Geova, chiamatelo come volete, più sumerico sub, completare, perfezionare. Perciò potremmo interpretarlo, il nome Giuseppe, come Geova perfeziona, o cosa del genere, o Geova, insomma, siamo lì, ognuno lo interpreti come vuoi, ma siamo lì. Giuseppe arrivò portato dai fratelli in Egitto. Quando ci arrivò? La Bibbia cosa dice? Gli interpreti della Bibbia cosa dicono? Io non so, ma evidentemente fu portato in Egitto almeno nel 2500 a.C., se non nel 3000 a.C., cioè in epoca molto, molto antica. E qua arriviamo a Yahu, appunto, il dio luna, perché un tempo era il dio luna, il dio del deserto, che troviamo adorato presso, appunto, nel deserto, in certe montagne del Sinai. Però poi c'era il nome Sinai, la montagna che era intestata proprio alla dea Luna, a Sin, che però, badate bene, siccome Yahu in origine non era altro che il dio Luna che poi era dea, tenete conto che in quei tempi esisteva il concetto dello yin-yang, cioè molti dicono in origine interpretavano il dio unico come dio, come maschile, e poi lo interpretarono al femminile, e così anche la luna, prima al maschile come al femminile. Non è così. All'inizio c'era il principio dello yin yang, per cui il grande Dio era sempre uno, che rappresentava sia la parte femminile sia la parte maschile. Infatti la luna, in moltissimi testi antichi, era considerata la genitrice dell'universo, colei che generò l'universo, ed era solo come nome concorrente di Yahu. Ma veniamo a Mosè. È un nome che pare che sia insito anche in nomi di alcuni faraoni. Però Mosè significa colui che galleggia sull'acqua. E anche qui la Bibbia aveva ragione. Però anche qui dobbiamo dirci, quando nacque Mosè, e arriviamo alla Pesach. La Pesach è l'uscita dall'Egitto. Però è sempre parola egizia. Ecco la questione. Vedete cosa significa?
questa Pesach ce la ritroviamo con lettura differente, addirittura presso i latini, una parola che si ritrova una sola volta, ver sacrum, presso Tito Livio. Il ver sacrum, non so chi ha studiato un po' di storia romana, era l'uscita da un territorio, evidentemente per questioni di calamità, di guerre, di tante cose, l'uscita da un territorio di un gruppo, di una tribù, di un popolo che si divideva dal popolo madre o il popolo padre. Quello era il ver sacrum e questo popolo usciva, si distaccava dalla propria tribù madre per cercare come dire, andare all'avventura finché non trovava un territorio consono. Un esempio tipico fu Enea che scappa da Troia per cercare un territorio consono. Un altro è appunto Tirreno che scappa dalle coste dell'attuale Anatolia, attuale Turchia, per cercare un posto che poi lo trovò presso gli Etruschi e così via. Ne abbiamo tanti di persone che hanno creato il ver sacrum, talché questo ver sacrum si è concrezionato anche in un cognome, Versace. Versace, un tempo era Versacer. Versace nel sud dell'Italia appunto significa colui che guida il ver sacrum, cioè guida un popolo per cercarsi un altro territorio. La Pesach non è altro che questo, per intenderci, l'uscire, partire o sollevarsi contro e partire, e partire. La Pesach. E poi arriviamo al Shabbat, perché poi questa grande parola è interpretata dai rabbini come cessazione dal lavoro. Ditemi se sbaglio. Dalla radice shabt, cessare, desistere. Questo lo dice il dizionario della Bibbia. Però più arcaico ancora è l'egizio shah, proclamare, più bat, illumination, light, splendor. Era il giorno dello splendore, il giorno in cui si indiceva l'adorazione del dio Ra. Era quella che per noi oggi è la domenica, il giorno del Signore. E anche gli ebrei avevano il giorno del Signore, che era il Shabbat, ma non era del riposo, era il giorno dell'adorazione. Io questo ve l'ho voluto chiarire perché certi termini della Bibbia vanno chiariti. Io li ho chiariti a modo mio, poi naturalmente sono pronto a confrontarmi con chi volesse negarmi questa interpretazione. Poi direte la vostra. Gerusalemme sapete un po' tutti che era la città di Shalom, cioè il Dio guaritore. Però torniamo sempre lì, e qua lo devo dire una volta per tutte se ancora non l'ho chiarito bene. Non c'erano tante idee, non c'era politeismo in quei tempi. Quando gli ebrei dicevano Gioele, Yacu è uguale a El, non volevano contrapporre il loro proprio Dio unico a dei di un pantheon che non sono mai esistiti. È troppo lungo il discorso. Io ho fatto delle conferenze sull'idea di Dio, sui vari termini. Tenete conto che solamente presso gli ebrei i nomi di Dio erano 72. Qualcuno di voi lo saprà, 72. Che non erano nomi di Dio, erano epiteti, erano dei modi, delle definizioni dell'entità. Dio è troppo lungo. Deus ce l'abbiamo in sardo, la parola pure è Deu in sardo, poi divenne in latino Deus. Deriva dall'accadico, Deu deriva dall'accadico de, creatore, e universo. Deu significa creatore dell'universo. Quello è l'unico epiteto centrale. Poi tutti gli altri sono epiteti vari perché il Dio dell'universo si presentava al popolo con tante epifanie, in tante forme, in tante soluzioni, compreso
anche come Dio guaritore, ecco Shalom. Shalom è sempre una rappresentazione del Dio unico in Israele, non il Dio, chissà cosa, diverso da Yahweh. È sempre lo stesso. E vedete cosa significa Gerusalemme? Gerusalemme significa esattamente la città di Geova guaritore, insomma, per intenderci. Shalom, ecco, in egizio ce l'abbiamo sempre nella lingua egizia, che loro, come vi ho detto, la L non lo usavano e usavano la R, Sharm, tu griti, tu salute, tu salam. Perciò Shalom significa letteralmente far del bene, far guarire, eccetera, eccetera. Ancora oggi Shalom significa questo, stammi bene. Questa parola un po' rimpicciolita ce l'abbiamo anche in Italia. Ciao non è altro che la prima parte di Shalom. Shalom significa stai bene e in salute, insomma. Mentre ciao significa stai bene e basta. E scusate, ci vuole ogni tanto una parola. Beh, ma no, non la dico perché poi dovrò apparire anche... Insomma, lor signori, li chiamo lor signori, per non dire parolacce. Dicono che ciao è una parola veneta, che significa schiavo, come dire, quando si saluta una persona, schiavo tuo, ditemi voi se fra coetanei ci si dice ciao chiamandosi reciprocamente schiavo tuo. Sono invenzioni da chi non vuole imparare la tecnica glottologica delle etimologie, che è una tecnica, bisogna impararla ovviamente, non è che si può come dire, improvvisare. Solomon, anche lui, ecco, salute, perciò Solomon, significa Dio unico, perciò Salamone significa letteralmente Dio unico nella sua specie di Salvatore, ecco, Salvatore. Anche il nome Salvatore, Sha, ha sempre come prima radice Sha, sempre salvare, eccetera, eccetera. E qui sto finendo, questa forse ce n'è un'altra di slide e ho finito, scusate se sono andato alle lunghe. Elion si trova in parecchi testi, è un plurale onorifico, ce l'abbiamo presso i greci, Helios, il dio sole, e ogni ricercatore, io ho scritto, ha fallito perché la base di Elion è semitica, El, dio sommo, più I, che è giunzione di stato costrutto, sapete cos'è, no? Chi ha studiato un po' di ebraico, lo stato costrutto, più On, pronuncia ebraica dell'egizio Un, il dio dell'esistenza. Pertanto, allora, ecco, vabbè, ho scritto tutte queste cose, perciò Elion è anche lui sole, Dio sole in quanto Dio dell'esistenza, significa. E l'ho voluto scrivere questo semplicemente per arrivare agli Elohim e dopo questa, o Elohim, dopo questa abbiamo terminato. Che è un plurale ebraico che significa vigilanti, custodi, è citato molto spesso nel libro primo di Enoch, etiopico. Sono detti anche santi custodi che avevano creato il mondo in 7 giorni, eccetera, eccetera. Il singolare è l'ebraico El-Ho, cioè El, siamo sempre lì, è Yahweh, Yahweh. El è proprio Dio. Più arcaico è l'egizio Ar, si legge R, molto spesso si legge R, Eri. Creare, letteralmente, quindi gli Elohim furono i creatori del mondo e pertanto il libro di Enoch è giusto, gli Elohim avevano creato il mondo per ordine di Dio. Qui non mi addentro oltre perché qua il discorso sarebbe troppo lungo, però io ho terminato e spero di aver terminato dandovi come dire, dei dati su cui riflettere, su cui intervenire, su cui strapazzarmi se volete, dipende da voi. Grazie.
qualche domanda? Spero di sì, eh? Beh, perché se non ce ne sono mi offendo. Sì, prego Mario. Mario? Com'è che poi tutto questo ha determinato la scrittura ebraica? Ah, ecco già, la scrittura. Ecco, qui ne ho poco accennato, ma quasi niente. La scrittura ebraica, come ho accennato durante la lezione, deriva da quella aramaica. Prima gli ebrei usavano una scrittura che era il proto-cananeo, che fu inventato dal 1700 al 1500, fu utilizzato in quell'epoca, avanti Cristo. Perciò in quei 2 secoli in cui c'erano delle miniere di, aiutatemi, di pietra preziosa, adesso non mi viene il nome, nel Sinai. E lì evidentemente quello che fu scritto, io non ho letto queste iscrizioni né lette né letta la traduzione, ma se ho ben capito erano istruzioni che venivano date dal padrone delle miniere ai caposquadra che poi dovevano essere date ai cavatori, insomma, istruzioni. Il proto-canaitico, io ho guardato bene, adesso credevo di averlo messo qui nelle slide, è come dire una volgarizzazione della lingua egizia. Gli eroglifi, cioè i glifi santi letteralmente. Poi c'è quello dei sacerdoti, aiutatemi sempre voi, che non trovo la parola, l'altro alfabeto egizio, e poi il terzo che è il copto praticamente, quello popolare diciamo, no? Allora, il secondo, quello dei sacerdoti, fu quello, l'alfabeto da cui presero principalmente per scrivere l'alfabeto proto-canaitico. E da lì i primi ebrei scrissero in proto-canaitico, però poche cose, vabbè che a quei tempi non c'erano le ragioni per scrivere molte cose. Il vero alfabeto ebraico ce lo ritroviamo col ritorno dopo la cattività babilonese, intorno al 500 a.C., con cui fu scritta la Tanakh, eccetera. Ecco, da allora, che era quando apparve quell'alfabeto, era un alfabeto ormai ben completo, perfetto, già perfezionato, mentre prima gli aramei, che lo avevano creato e utilizzato, lo scrivevano in modo, come dire, meno elegante rispetto a quello che sappiamo. Io di più sull'alfabeto ebraico non saprei cosa dire. E quindi quando andarono a Canaan trovarono già praticamente una lingua già adulta. La lingua, io ho spiegato fin dall'inizio che le lingue erano adulte per tutto il Mediterraneo. Loro effettivamente, lo dice almeno l'Esodo, no? Che appunto Giosuè invase Canaan con la violenza. Ecco, a proposito, ho portato anche la parola ebrei, scusate se ve lo dico, ma ve lo devo dire, insomma, significa mascalzoni letteralmente, perché tutti gli invasori, questo lo voglio dire, tutti gli invasori avevano una nomea pessima. Tutti gli ebrei furono chiamati così, Habilu, in accadico, che significa mascalzone. Ce l'abbiamo anche in Sardegna, i cabilli, i mascalzoni. I cabilli non erano altro che i barbaricini che in epoca romana e anche medioevale scendevano a fare le bardane nelle città romane, eccetera, che erano ricche rispetto alle zone montane. I cabilli, e ce l'abbiamo anche i cabili, presso i cabili lungo l'Atlante, che venivano chiamati ugualmente così, mascalzoni, perché loro scendevano sempre a valle a fare bardane. Perché? Perché cercavano di riappropriarsi di un territorio che non era più loro, perché fu invaso da vari popoli. Allora. E c'è la tavola di Estersili, per esempio. Ecco, appunto, ecco, la tavola di Estersili è un documento che ci fa capire
che la questione ebraica, e qui torniamo alla questione ebraica, in Sardegna ci sarebbe moltissimo da dire, la questione ebraica in Sardegna era profonda perché quando fu creato nel 19 d.C. Sinai, loro, gli ebrei, non è che andarono a morire con la scusa di combattere i barbaricini, non è che andarono a morire con la malaria. No, perché in quei territori montani la malaria praticamente non c'era. Si sposarono semplicemente con le sarde che esistevano già allora in quei territori, basta, e perciò si moltiplicarono. Ecco, il grande problema degli ebrei è proprio quello che dovunque sono andati, e ci sono testimonianze in tutta l'Eurasia, compresi i Khazari per esempio, lunghissimo parlare di Khazari. Dovunque andarono si moltiplicarono, in Sardegna ci fu una moltiplicazione enorme degli ebrei, ci fu, perché evidentemente loro amavano fare molti figli. Lasciamo perdere il perché, è che l'identità ebraica loro l'hanno sempre mantenuta. Già la parola Israele torna a dire, è quantomeno del 2005 a.C., ma può essere ancora più vecchia, perché la civiltà egizia esiste da almeno 5.000 anni, almeno la scrittura, ma gli egizi chissà da quando esistono, almeno 10, 15, 20.000 anni. Questo Israele è una parola antichissima, infatti secondo me è il nome più antico, il più antico nome di popolo esistente al mondo, Israele. Prima non se ne sente. Torno a dire, guardate che io ho portato l'elenco, ecco, ce l'ho qua. Se volete vi faccio ridere, se volete, perché ho portato l'elenco di moltissimi nomi di popoli mediterranei, ma principalmente eurasiatici, che sono tutti nomi pessimi, perché questo è segno del fatto che erano tutti popoli conquistatori, ma non dobbiamo spaventarci su questo, perché tutti i popoli, specialmente allora, si muovevano continuamente. Infatti anche gli ariani, io l'ho esaminata bene la questione degli ariani, ne parlo anche appunto in questo pezzo di carta, però non ve lo leggo. Gli ariani non erano altro che guerrieri che provenivano dall'Hindu Kush, non è che venivano dal Polo Nord, venivano dall'Hindu Kush e invasero gli Arya e invasero l'India, invasano l'India. Qui ve lo lascio, ne ho due copie di questo, sui nomi dei popoli, è interessante. Gli ariani, ve lo dico velocemente se non do fastidio, no? Cioè vi dico esattamente il risultato di tutti i nomi di popoli, perché quantomeno fa ridere. Gli ariani, vabbè, significa Haru, in accadico significa letteralmente to overcome, win, prevail, cioè conquistare, prevalere, eccetera. Erano coloro che avevano prevalso contro gli indiani di allora. E andiamo veloci. Gli arabs, Rebu, erano i senza parola letteralmente, perché sempre in egizio Rebu significa muovere la bocca, parlare. E allora arabs senza parola, proprio gli analfabeti in ogni senso. E anche i berberi, anche i berberi la stessa cosa, perché questi berberi non appartenendo al popolo egizio, anche loro Rebu, li chiamavano Rebu, insomma, e siamo lì, uguale a quello degli arabi. Poi ci sono la parola barbari, i barbari per eccellenza. Barbara in sumerico significa gente che viene da fuori, foreigner, io l'ho scritto in inglese, foreigner, ditemi voi la pronuncia esatta, cioè estraneo, insomma, straniero. Ebrei, Habilu, criminal, malefactor, o Abilu con una, o con due B o con una è uguale.
E ce l'abbiamo appunto nei Cabilli, che vi ho detto, sardi, e addirittura nei barbaricini, perché barbaricini, una corretta interpretazione dovrebbe significare, ecco, Cha, i barbari Cha, che i barbari invasori che fanno in egizio, che fanno to strike down, oppose, resist, break down, cioè proprio fare a pezzi, resistere, eccetera, i barbaricini, perché resistettero sempre all'invasione romana, sempre. Sono stati sempre un popolo libero. E poi, velocissimo, Accadi, anche gli Accadi erano invasori, stando alla Bibbia, venivano da, come si chiama, insomma dall'attuale Iran, per intenderci. Però in genere venivano dalle zone, come dire, dei deserti, e perciò principalmente dai deserti arabici. I due fiumi, la terra dei due fiumi era ambitissima, è ovvio, c'era l'acqua, e pertanto, insomma, gli Accadi significa distruttori, coloro che creano rovine, e basta. I Galli, o Galati, coloro che ispirano terrore, eccetera. Poi lo lascio a qualcuno di voi. Gli Etruschi, anche gli Etruschi erano invasori anche loro, e perciò i distruttori, letteralmente, significa i Greci. Anche loro erano invasori, infatti si parla della discesa dei Dori, no, chi ha studiato un po' di storia greca. I Greci significa gli oppressori, coloro che portano guerra e sconfitta, letteralmente. I Germani un po' meglio, ostili, letteralmente. Compagni, germano significa compagno, cioè truppa ostile. Letteralmente. Gli Ungari, fa ridere, ce l'abbiamo in inglese, hungry, i famelici, gli Ungari erano chiamati famelici, pertanto immaginiamo il territorio degli Ungari attualmente, l'Ungheria, no? E quando invasero quel territorio, coloro che furono invasi li chiamarono i famelici. Ora sono tutti mescolati, dopo secoli e secoli, e si è ricomposto il popolo degli Ungari. Ma in realtà in origine, quando noi interpretiamo questo termine come famelici, questo va riportato ai tempi in cui subirono quel territorio, subì l'invasione degli Ungari. Velocissimi, Alamanni, addirittura un demone, i demoni, insomma, le compagnie di demoni, letteralmente. Poi c'erano i russi, sto finendo, i russi che, insomma, ecco, coloro che mettevano paura, to frighten away, i Goti sappiamo erano degli invasori, scesero lungo la Vistola, poi pian piano si insediarono nell'impero bizantino, eccetera. Era wild invader, letto all'inglese, cioè invasori selvaggi, letteralmente, i Goti. Poi Ucraina, e non ho finito, ma Ucraina perché anche loro prima avevano un altro nome, lì c'erano altri popoli prima, c'erano gli Sciti, non gli Sciiti, Sciti, prima di loro, ne parla Erodoto dei Sciti, eccetera. Allora, Ucraini, macellai, letteralmente, coloro che macellano il territorio di macellai, letteralmente, insomma, per dirne una. Sì. Scusa, è una curiosità. No, i rumeni, ecco, vedi. Non c'era. No, ecco, la questione, tu sei rumena? Sì. Allora, sui rumeni, io ho la mia teoria. No, là c'è una parola romana, quella non l'ho analizzata. I rumeni, vabbè, adesso dovrei riandare alla visione del Mediterraneo, il Caucaso, cioè i Dardanelli, cioè i rumeni furono, i primi rumeni si addensarono sui Carpazi e attorno ai Carpazi, è vero o no? Ecco, allora i rumeni parlano una lingua simile al latino, ma non perché furono colonizzati dal latino, anche noi sardi
Anche noi sardi parliamo una lingua simile al latino, ma quando noi usavamo quelle parole, anche voi, i latini non esistevano ancora, erano in mente Dei, nella mente di Dio, perché i latini, il popolo latino, lo dicono tutti gli storici e tutti gli archeologi, antichi e attuali. I latini nacquero nel 753 a.C., i romani, cosiddetti romani, i quali sappiamo come crearono Roma, no? Fu una cozzaglia immensa di gente che veniva da fuori, delinquenti da ogni parte, no, creata con tantissimi delinquenti. È così, era così. Bene, loro parlavano anche, tieni conto che quando l'imperatore Augusto fece il primo censimento, da cui anche in Palestina fu censito Giuseppe con Maria e Gesù, eccetera. Bene, quando fecero quel censimento in Italia esistevano 32 popoli con 32 lingue. I latini come dire, era una lingua creata quasi artificialmente, lo diceva già Dante Alighieri come si chiama? Adesso non mi viene. Quando parla della storia della lingua italiana, insomma, adesso non mi viene, sono stanco mentalmente. Del volgare eloquenzia, lo dice anche lui, no? Che la lingua, lo dice chiaramente nel primo capitolo, Dante Alighieri lo dice nel primo capitolo, guardate che Dante Alighieri era un genio, per me moltissime cose era un genio. Lui lo disse chiaramente che la lingua latina era una lingua artificiale, mentre la vera lingua naturale era quella dei popoli, parlate dai popoli, dagli analfabeti, per intenderci. E infatti quella latina fu una lingua artificiale, anche noi sardi avemmo la nostra gran parte nel creare la lingua latina, perché io ho dimostrato nei miei libri, qua ne ho portato qualcuno, compresa la grammatica della lingua sarda, dove spiego che quando Roma non esisteva, noi già mille anni prima parlavamo latino. Quelle parole erano mediterranee e ritorniamo sempre lì, mediterranee. E così anche quelle vostre pre-latine. Infatti io ho osservato così da mio piccolo, no? Per caso, che parole della mia lingua trovo nella lingua sarda, non nella lingua italiana. Cioè, sì, siamo latini, diciamo così, sì. ci hanno detto E allora, ma limba, ecco, sì, limba, avete molte parole uguali a quelle sarde, sì, lo so. Sì. Ma volevo dire perché, allora, i sardi si sa, noi sardi abbiamo dal 20 al 30% di commistioni, ma più che altro siamo rimasti un'isola in ogni senso, perché eravamo al centro del Mediterraneo, eccetera, eccetera. Voi rumeni, evidentemente, quando avete conquistato quel territorio, l'Homo sapiens conquistò qualche tribù o qualche clan, quel territorio dei Carpazi, evidentemente da lì non si mosse più, è uno dei rarissimi popoli che non si è mai più mosso e continuò a parlare la lingua dell'Homo sapiens. Infatti io vorrei avere un incontro con dei professori rumeni per spiegare le mie teorie e dargli i miei libri e loro mi diano le loro teorie. Ma attenti a non credervi colonizzati, non lo siete mai stati. Grazie professore, grazie.